Sì, oggi si è scritto un momento storico qui in Camera di Commercio di Treviso e Belluno perché la sottoscrizione di questa carta è la fine di un percorso e l'inizio di un altro percorso ancora più importante. Quindi un percorso iniziato nel 2022 in quel di Cison di Valmarino con Mirabilia, dove si sono gettate le basi sulla carta di Cison di Valmarino sulla sostenibilità, e oggi è diventata carta nazionale grazie a quegli incontri, all'incontro che solo l'ente camerale riesce a mettere in sintonia gli enti, le imprese, i territori, e questo è fondamentale perché possiamo nel tempo lavorare bene, lavorare insieme e fare squadra, perché i siti UNESCO sono importantissimi. Abbiamo sentito bene oggi a più riprese, il sito UNESCO diventa quasi un brand commerciale in un certo senso, diventa un'attrazione turistica importantissima, però questi devono essere presidiati, dobbiamo renderli sostenibili, dobbiamo fare in modo che questo bene venga goduto non solo oggi, ma soprattutto e anche domani nel tempo. E quindi la Camera di Commercio ha questa funzione, ha una funzione, e l'abbiamo visto a più riprese, sia di sostenibilità, che è fondamentale, non solo quella economica, ma anche e soprattutto quella sociale, quella culturale, e sono dei passaggi dove l'ente camerale riesce a inserirsi dialogando con la regione, dialogando con i comuni e soprattutto facendo squadra con le imprese.